Una banale lite all'interno di un'abitazione di Vibo Valentia in via San Giovanni Bosco è sfociata nel sangue, senza per fortuna conseguenze irreparabili. Un giovane di 25 anni ha ferito con un coltello da cucina la madre colpendola ad un braccio ed il fratello più piccolo all'addome. La polizia lo ha fermato, il giudice ha convalidato l'arresto e fatto allontanare da casa l'accoltellatore mandandolo a vivere con la nonna. Si è tenuta presso Palazzo San Giorgio una conferenza stampa straordinaria del sindaco della città dello Stretto, Demetrio Arena, che ha reso noto di aver ricevuto dalla Procura della Repubblica di Reggio una relazione di 160 pagine, in molte parti omissata, in cui i periti indicano il buco finanziario di cui soffre il comune in una cifra quantificabile tra i 72 e gli 85 milioni di euro. Una cifra, ha detto Arena, lontana dai 170 milioni contenuti nella relazione degli ispettori ministeriali. Le previsioni occupazionali che emergono dall'indagine Excelsior 2011 indicano che le assunzioni si inquadrano in un contesto regionale che non mostra evidenti segnali di ripresa. Lo si evince dai dati di Unioncamere Calabria, che ha presentato i risultati sui fabbisogni di occupazione e formazione delle imprese calabresi. Dal confronto con un anno prima, tutti gli indicatori disponibili presentano un bilancio negativo. Il tasso di occupazione in Calabria si è abbassato di 1,4 punti. L'ex magistrato e presidente della Garzanti, Gherardo Colombo, ha incontrato gli studenti di Reggio Calabria a Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale. Colombo, dopo una breve introduzione sull'argomento della giornata, regole e democrazia, si è calato in mezzo ai ragazzi delle scuole per stimolarli ad agire nel mondo se si vuole cambiare le cose, sempre nel rispetto delle regole. L'ex magistrato ha coinvolto nella discussione i tanti ragazzi presenti, rivolgendosi direttamente a loro e facendoli ragionare sul tema della democrazia.